E sentite subito al rientro la musichetta del Falco e il Gabbiano, perché è il momento attesissimo di collegarci col nostro grande affabulatore Enrico Ruggeri. Buona domenica Enrico. Buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori di Gol de Punta. Il campione che conosceremo oggi non è solo un campione con il pallone tra i piedi, ma anche un campione di simpatia e gaievolezza. Il nostro simpa campione inizia a dare i primi calcetti dopo quelli dati nel pancione della madre. Anch'io sono stato simpa prima di te. Non ne dubitavo. Ha dato i primi calcetti nel Soccavo di Napoli, o Soccavo, che dir si voglia, per passare poi nelle giovanili del Benevento, dove debutterà tra i professionisti in C1. Passa a diverse squadre: Giuliano, Lodigiani, Arezzo. Tutti lo vogliono non solo per le sue prodezze, ma anche per la sua simpatia. Ma la stagione dove avrà l'occasione di dare il suo colpo d'ala è quella del 15 giugno 2007. In una di quelle partite da dentro o fuori, come dice Rocco, in quella partita mamma mia, va bene. Quella partita ha l'occasione di diventare un eroe, ha l'occasione di entrare nella storia. Si gioca infatti l'andata di playoff per rimanere in Serie B. Si gioca all'Alberto Picco di La Spezia. E il nostro simpa campione indossa la maglia numero 10. I colori sono quelli giallo-blu del Grecia Verona. Qualche sospetto ce l'ho, quando da un passaggio millimetrico di un compagno si trova a tu per tu con il portiere, la porta spalancata davanti a lui, carica il sinistro, la coordinazione è perfetta, tiro e cosa succede? Fuori. Incredibile, un gol già fatto, il gol più facile da fare che da sbagliare. Ai tifosi del Grecia Verona resta l'urlo strozzato in gola, un'intera tifoseria incredula. Chiunque abbia assistito a quella scena si è rivolto a chi aveva a fianco ed ha esclamato: ma quel gol lì le segnava anche a Menono con l'ongia incarnata. E infatti è proprio vero, in seguito fu fatta una simulazione al computer con un nonno con l'ongia incarnata. E su 10 tentativi quel nonno con l'ongia incarnata non ne fallì nemmeno uno. Quella fu una partita stregata con tante occasioni fallite e terminata 2-1 in favore dello Spezia, che pareggiando 0-0 nella gara di ritorno si garantì la permanenza in Serie B e condannò il Grecia Verona alla C. Ormai avete capito che stiamo parlando del simpa campione Aniello Cutolo, 170 cm per 72 kg di talento e simpatia, una simpatia innata quasi più spiccata del suo talento. Questa simpatia i tifosi del Grecia Verona la riassaporarono il 16 settembre 2011 nella partita Verona-Padova, preceduta da dichiarazioni simpaticissime e culminata con un'esultanza super simpa, dove dopo aver segnato un gol di pregevole fattura e qualcuno si chiede ancora come abbia potuto segnarlo, in effetti la sua simpatia gli suggerì di esultare simpaticamente sotto la curva dei suoi ex tifosi e di concludere davanti alla panchina dell'attuale mister del Grecia Verona, Andrea Mandorlini, il quale gradì così tanto da uscire anzitempo dal campo per il troppo gradimento. Attenzione al suo sinistro a distanza, Cutolo prova a far girare il mancino, traversa, la palla rimane lì. È gol. L'assistente dice che gol, il gol è di Cutolo, proprio lui, impazzisce Cutolo, vuole andare a festeggiare sotto la curva del Verona, con le mani verso il pubblico del Bentegodi. È un'esultanza a dir poco polemica. Era una delle scene che forse si potevano prevedere alla vigilia. Cutolo scatenato festeggia il gol dell'1-1. Il Bentegodi è una bolgia, tutti contro Cutolo contro il Bentegodi. Ma noi torniamo perché il nostro simpa campione avrà la possibilità di dare il colpo d'ala anche più avanti, perché il nostro simpa campione dov'è finito? Finì la sua carriera tra Pescara, Livorno, Entella, ma la sua simpatia è già richiestissima nell'est Europa. Sembra che ci siano già stati dei contatti con club prestigiosi come il
Tessina Sago, ma vegnaria in ferie conti de Pacao. Tessi come un gatto tacca a io Batilovo. Fu seguito anche dall'Atletico Vadar via il Cutolo. E perfino sembra che ci saranno dei contatti per finire la carriera nel vuto entrare nella nostra Marajovic. E anche oppure sembra adesso che veramente ci sia un contratto milionario nel saffetto all'ultimo Delanovic. Allora vedi, è un talento ancora richiesto proprio per la sua grandissima simpatia. Se avete dei suggerimenti, volete sentire delle storie di un campione che vi ha lasciato il segno, scrivetemi, contattatemi, mi trovate sui social network, tanto insomma se volete mi trovate, sono stato social network prima di te.